Yusuf aveva 7 anni e conosceva il suono del pane, non il profumo né il gusto, il suono, perché il pane caldo, quando veniva spezzato, emetteva un sussurro sottile, simile a un sospiro trattenuto. Sua madre gli aveva insegnato a riconoscerlo in una sera di privazione, quando avevano soltanto farina e acqua. Se fa questo suono, allora vuol dire che è vivo, gli disse. È un pane con un'anima. Nel rifugio dove dormivano in 19, Yusuf era il più piccolo. Ogni mattina, quando la luce filtrava timida attraverso le coperte appese a mo' di tende, cercava qualcosa con cui disegnare. Un pezzo di cartone, un mozzicone di gesso colorato, la punta carbonizzata di un ramo. Disegnava sempre lo stesso pane, rotondo, ampio, con un taglio centrale a forma di stella. Ma ciò che cambiava erano le figure intorno, talvolta mani tese che lo chiedevano, talvolta uccelli in volo che lo portavano via, talvolta sagome nere immobili che lo contemplavano in silenzio. È il pane che sogno, diceva Yusuf, quello che nessuno mangia ma che tutti attendono. Una notte, svegliandosi per il freddo, Yusuf vide sua madre piangere in silenzio. Era seduta con la schiena contro il muro, le mani abbandonate nel grembo. Lui si avvicinò piano, senza dire una parola. Raccolse un foglio stropicciato, disegnò con mano incerta un grande cerchio con al centro la stella e lo depose sulle ginocchia di lei. La madre abbassò lo sguardo, poi rise, una risata lieve, improvvisa, che sembrò sollevare la polvere e ridisegnare il rifugio. Quando, infine, il pane arrivò davvero, lanciato da un camion dell'ONU tra il fumo, i megafoni e l'eco delle sirene, Yusuf non si mosse, rimase seduto, intento a disegnare. Tracciò un nuovo cerchio, lo riempì di linee dorate come raggi e sotto scrisse con grafia incerta: questo pane canta, anche se non lo mangio. Oggi quel disegno si intravede ancora sotto l'ala di una casa dirupata. È coperto per metà dalle rovine. Nessuno osa più sfiorarlo. I bambini si siedono sotto in fila, aspettando il proprio turno. E ogni volta che il pane arriva, uno di loro chiude gli occhi e resta in ascolto, perché quel piccolo sospiro, il suono del pane vivo, forse esiste davvero. Quello che Yusuf ha disegnato non è solo pane, è l'attesa, è l'assenza, è la tenerezza che si ostina a vivere dentro la fame. E quando quel foglio diventa un sollievo posato sulle ginocchia della madre, io sento che l'arte di un bambino può ciò che la diplomazia e la guerra hanno dimenticato. Far fiorire un sorriso, là dove dovrebbe crescere solo disperazione. Quel pane che canta, pur non essendo mangiato, mi insegna che la speranza ha il suono discreto delle cose vere. Io disegno perché la mia mano conosce solo i colori, non il rinculo delle armi. Disegno un sole, mentre sopra la mia testa cadono lampi. E il cielo preso da vergogna si chiude.
Disegno una madre ma le nascondo il volto, perché non voglio ricordare come l'ho trovata. Disegno un fratello anche se non ce l'ho più, perché ogni bambino che piange accanto a me diventa mio. Disegno una casa che non esiste, un tetto, un piatto, un cuscino, non perché li ho, ma perché li sogno. Io disegno e ogni segno una speranza, ogni tratto una ferita che grida: guardami, toccami, ditemi se sono ancora umano. Io disegno perché in questa guerra è l'unico modo che ho per non morire due volte. Le mani dei bambini non sono fatte per imbracciare fucili, ma per accarezzare la vita, per sfiorare il volto di Dio laddove gli adulti hanno smesso di cercarlo. I bambini di Gaza non hanno vinto la guerra, ma hanno custodito qualcosa di più prezioso di ogni frontiera: la capacità di non odiare, il diritto di sognare, di disegnare la propria speranza di umanità. I loro disegni non sono esposti nei musei, ma restano incisi sui muri sbrecciati di un ospedale di Gaza. Chi li osserva non potrà più dire: non sapevo.